La Grecia cerca di ripartire dopo la crisi. Ad Atene sono molte le opportunità offerte dalle reti di sostegno all'imprenditoria giovanile. I porti dell'Alto Adriatico fanno squadra per intercettare il traffico da e per il centro-est Europa a scapito degli scali del nord. Ultimi ritocchi a Plovdiv, città della Bulgaria che da gennaio, assieme a Matera, sarà la capitale europea della cultura 2019. Un secolo fa, con la dissoluzione dell'impero asburgico, nasceva l'Austria, la prima repubblica, come sostengono i suoi abitanti. A fine Ottocento i monaci trappisti di Banja Luka, in Bosnia, diedero vita ad una piccola rivoluzione industriale. Ora, grazie anche alla Caritas italiana, hanno ripreso la produzione del formaggio. A ridosso del centro di Atene, in una bella palazzina da poco ristrutturata, il cambiamento va al lavoro. E allora entriamoci in questo ufficio delle novità. Qui c'è la nuova Atene, c'è una città che sta richiamando per il clima, che aiuta, il mare, il costo delle case, che sicuramente costa la metà rispetto all'Italia e un quarto rispetto a Londra. Andrea Dattoli, accento torinese, cognome meridionale, sulla nuova Atene ha scommesso. È la città dalla quale i greci sperano di far partire la rinascita dopo la crisi economica più spaventosa del dopoguerra. Lui ha stabilito qui il quartier generale della sua agenzia specializzata in viaggi ispirati alla Grecia antica e dice di notare il cambiamento giorno per giorno. Lo noto da tutti quelli che mi chiedono, anche dall'Italia: Andrea, tu vivi ad Atene, voglio tanto venire, quanto sei fortunato, mentre prima mi dicevano la crisi, tutte queste cose qua. Per lavorare Andrea ha scelto Impact Hub, una delle più note e collaudate reti di sostegno all'imprenditoria giovanile, sostenuta anche dalle Nazioni Unite e presente in 120 città del mondo. La crisi è stata pesante, ma nell'ultimo anno le cose stanno migliorando. La rinascita parte da Atene semplicemente perché qui ci sono più investimenti pubblici e in un certo senso Impact Hub nasce proprio dalla crisi. Avevamo bisogno di inventarci qualcosa. E così due amici sono partiti da Atene, destinazione Madrid e Vienna, per capire come funzionava questo laboratorio di idee. Oggi Impact Hub offre postazioni di lavoro a pagamento, ma soprattutto uno spazio in cui condividere progetti e iniziative e, per conto della municipalità di Atene, gestisce anche il Community Center di Kypseli, un posto a metà fra mercatino solidale e casa delle associazioni. Sarà che la crisi economica ha fatto tabula rasa, proprio come accadde dopo la caduta del muro? Saranno i murales che spuntano ovunque? Certo è che qualcuno già si spinge a parlare di Atene come la nuova Berlino, il che, fra parentesi, significa anche affitti di case in rialzo e invasione di Airbnb. C'è insomma una forza che attrae in città, ma ce n'è anche una potentissima che allontana. Si chiama tasso di disoccupazione al 45% per gli under 25. Στη Σουηδία κυρίως, στη Βόρεια Σκανδιναβία. Voglio andare in Scandinavia a lavorare. Ci sono stato 3 anni fa e lì la qualità della vita è incredibile. Και μου άρεσε αρκετά. Ναι, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει. In Grecia si può studiare ma non lavorare. Non c'è lavoro, io me ne andrò all'estero. Non ci ho ancora pensato, ma è chiaro che se qui non trovassi lavoro dovrei andar via. Βεβαίως, βλέπουμε ότι μετά την 21η Αυγούστου. Abbiamo organizzato il Festival dell'innovazione perché dobbiamo dare ai giovani che hanno idee la possibilità di realizzarle. Come Camera di Commercio ateniese abbiamo chiesto al governo politiche per il rientro dei cervelli in fuga. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Un piano governativo c'è, si chiama Ponte di Conoscenza e serve a mantenere i legami con chi va via. E ci sono anche fondi di investimento internazionali che stanno scommettendo sulle start-up, soprattutto nei settori dell'agroalimentare e della fruizione non tradizionale del patrimonio culturale, la vera industria pesante del paese, quella che può far decollare tutto il resto. I porti del nord Adriatico crescono e lo fanno intercettando il traffico da e per il centro-est Europa.
Sempre più treni partono in direzione di Monaco, Praga, Vienna e Budapest dagli scali dell'Adriatico nord-orientale, Fiume in Croazia, Capodistria in Slovenia e Trieste, capofila di una crescita sopra le righe. In 3 anni il porto ha movimentato il 50% in più di TEU, la misura standard di volume nel trasporto dei container. In termini assoluti Trieste supererà i 700.000 TEU alla fine del 2018, una decina di chilometri più a sud, Capodistria, unico porto della Slovenia, andrà a sfiorare il 1.000.000. Sono porti solo in parte in concorrenza. C'è un obiettivo comune: guadagnare traffico a scapito dei porti del nord Europa che fanno la parte del leone. Rotterdam da sola muove 5 volte i container in arrivo nei 5 scali dell'Adriatico settentrionale, comprese Venezia e Ravenna. Sebastian Schick è responsabile delle relazioni esterne del porto di Capodistria. Si conta che il potenziale del nord Adriatico è intorno ai 6 milioni di container l'anno. Al momento ne facciamo anche con Ravenna, tutti insieme sui credo 2 milioni e mezzo. Quindi c'è ancora molto spazio per crescere. E dello stesso parere Zeno D'Agostino, presidente dell'autorità di sistema portuale di Trieste, nonché vicepresidente dell'Associazione dei Porti Europei e numero 1 dell'Associazione dei Porti del Nord Adriatico. C'è un'altra variabile che non avevamo considerato e che invece sta emergendo sempre di più ed è un tema a livello continentale importante, che è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico sta determinando nei porti del nord Europa problemi importanti con le vie d'acqua interne. Crisi ci sono state negli ultimi mesi a Rotterdam, per esempio, nell'utilizzo dei canali per l'inoltro delle merci. Questa è un'altra opportunità per l'Alto Adriatico. Di fronte al gigantismo delle navi moderne non basta accrescere lo spazio di attracco e scarico dei container sul mare, cosa che sia Capodistria sia Trieste stanno facendo, sostiene D'Agostino. Perché se c'è una cosa che viene poco valutata è che le grandi navi hanno bisogno di grandi dimensioni di merci che entrano ed escono dal porto, tutte simultaneamente. E questa cosa la puoi fare solamente con il treno, non la puoi fare solamente con il camion, e quindi da questo punto di vista risponde ottimizzando quella che è la parte e gli investimenti che riguardano la parte ferroviaria e la organizzazione come sistema. Ma i colli di bottiglia vanno eliminati. È per questo che la Slovenia è sul punto di raddoppiare il binario tra Capodistria e la località di Divača, un piano che ha passato diverse traversie su cui il porto di Capodistria è ora ottimista. Non è stato mai così vicino alla meta di come lo è oggi, ha tutti i permessi, a breve avrà pure il progetto finanziario, quindi noi contiamo che all'inizio dell'anno prossimo i lavori dovrebbero cominciare. Al finanziamento del secondo binario mancheranno gli investimenti dell'Ungheria. Nel mese di novembre il premier Viktor Orban ha detto che il suo paese non è più interessato a questo piano e preferisce collaborare con Trieste, porto verso il quale anche la Cina ha mostrato il suo interesse. Gemelle, nel segno della cultura, filo conduttore che lega la Basilicata all'antica Tracia, Matera a Plovdiv, capitali europee della cultura 2019. Together, insieme, è lo slogan coniato dalla città bulgara che, proprio con Matera, ha compiuto un percorso condiviso dal metodo Together to Get There al progetto della Via Balcanica, che unisce le due realtà alle città greche, croate, serbe e rumene, capitali europee della cultura nel 2020 e 2021. Negli ultimi 5 anni, tra investimenti diretti e indiretti legati all'evento, in Bulgaria sono stati stanziati 60 milioni di euro. I dati parlano chiaro. Nel 2011 a Plovdiv sono stati registrati 240.000 pernottamenti. Lo scorso anno siamo passati a 500.000. Per il 2019 prevediamo di arrivare a 800.000 pernottamenti e a 2 milioni di presenze turistiche. Le cifre parlano di un trend in costante aumento che può proseguire anche dopo il 2019, grazie alla recente notorietà assunta dalla nostra città. Cantieri ad ogni angolo di strada, locali e negozi che aprono come funghi, mercato immobiliare effervescente tra compravendite e ristrutturazioni. Il 2019
può essere un anno di svolta per un paese che resta il più povero dell'Unione, anche se in forte crescita. Sì, in effetti la città si sviluppa in una direzione positiva. Speriamo che questo trend continui anche dopo. Spero che Plovdiv 2019 sia soprattutto l'occasione per dare sviluppo e benessere non solo alla nostra città, ma a tutto il paese. Tempo e cultura sono strati in armonia. Nella Firenze bulgara, la strada più commerciale è costruita sopra l'antico stadio di Filippopolis. La maggior parte dei 500 eventi in programma, invece, avrà come location il Teatro Romano, edificato dall'imperatore Traiano ed in gran parte restaurato. Ma l'idea degli organizzatori è anche di far uscire la cultura dai soliti contenitori e portarla dentro la città, nella zona vecchia, piena di costruzioni ottomane e bizantine ancora integre, e soprattutto nei quartieri periferici e più poveri. Non abbiamo messo da parte i problemi della città, anzi stiamo ripercorrendo tutti i punti sensibili che hanno a che fare con luoghi marginalizzati, con equilibri precari tra le comunità etniche. Siamo diventati capitale europea della cultura proprio perché la nostra proposta ha mostrato in modo molto onesto non solo gli aspetti positivi della città, ma anche i problemi che le affliggono e che con l'evento 2019 tenteremo di affrontare e superare. Il 2019 come un grande specchio, dunque, che potrà servire alla città per guardarsi meglio e capire dove vuole andare, con quale identità, soprattutto rispetto all'Europa. L'evento Plovdiv 2019 deve rappresentare anche una sfida contro il paradigma culturale moderno imposto dall'Europa, che guarda alle possibilità di sviluppo della cultura solo tramite progetti che molto spesso vengono messi in campo per intercettare fondi, ed un'opportunità per liberarci dalla morsa burocratica che fa capo al modello di Bruxelles. Il gong a gennaio, il 12 a Plovdiv, il 19 a Matera. Tra scambi, visite, confronti e un pizzico di sana rivalità, ma sempre together. Un secolo fa, con la dissoluzione della monarchia asburgica, nasceva la Repubblica Austriaca, la prima repubblica, come dicono i nostri vicini alpini. Il centenario è stato celebrato all'Opera di Vienna. Padrone di casa il presidente Van der Bellen, laico e libertario, presente il cancelliere Kurz dei Popolari, che con il vice Strache guida un governo sovranista. Il discorso ufficiale è stato tenuto dalla letterata Maja Haderlap, un'intellettuale voce della comunità slovena che vive in Carinzia. Una scelta di Van der Bellen per mostrare che l'Austria non è o non è solo una nazione tedesca. Maja Haderlap ha affermato come con l'integrazione europea l'Austria abbia ritrovato la sua radice poliglotta, riconoscendola come parte della sua stessa storia. Un secolo fa, però, l'Austria nasceva tra mille contraddizioni. L'Italia si era annessa all'Alto Adige, la Jugoslavia alla Stiria meridionale, i cecoslovacchi i territori settentrionali. Il governo socialista del cancelliere Karl Renner e del ministro degli esteri Otto Bauer alla conferenza di pace di Saint-Germain propose di riunire l'Austria alla Germania di Weimar. L'unione con la Germania è stata il progetto di Otto Bauer, ma anche di Karl Renner, perché i socialisti credevano che sia più facile fare una rivoluzione sociale in un paese grande, industrializzato come la Germania, e se l'Austria fa parte della Germania sarà più facile per loro. Gli altri partiti, come i cattolici conservatori, credevano che sia molto importante di avere uno spazio dell'economia molto grande con la Germania, e i partiti nazionalisti lo volevano per principio. L'Austria negli anni 30, dopo i tentativi insurrezionali socialisti, scivolò con il cancelliere Dollfuss in una forma autoritaria di governo.
Lo stesso Dollfuss poi nel 1934 fu ucciso in un tentativo di colpo di Stato ordito dai nazisti e il suo successore Schlüssig nel 1938 non riuscì ad evitare l'Anschluss, l'annessione alla Germania di Hitler. Secondo Renner, che fu il primo presidente austriaco nel secondo dopoguerra, le amputazioni territoriali subite nel 1918 concorsero alla progressiva fascistizzazione dell'Austria. Concorda? Parzialmente sì, ma anche l'esperienza di guerra sull'Isonzo, ad esempio la brutalizzazione della politica, la grande illusione del trattato di Saint-Germain portarono Austria a questo esito sfortunato. Perché gli austriaci poi nel 1938 accettarono l'Anschluss? Loro accettarono l'Anschluss parzialmente perché erano convinti già dal 1918 di unirsi con la Germania è necessario, ma anche un buon terzo della popolazione era a favore dei nazisti, almeno. L'Anschluss e l'adesione di una parte consistente della popolazione al nazismo sono i temi più dibattuti dagli storici austriaci. La politica invece tende a ignorare questa memoria scomoda, nascondendola con l'affermazione che l'Austria è stata la prima nazione vittima di Hitler. L'unico monastero trappista dell'Europa orientale si trova a Banja Luka, in Bosnia-Erzegovina. I seguaci della regola di San Benedetto arrivarono qui nel 1869, guidati dal monaco austriaco Franz Pfanner, dando vita a una piccola rivoluzione industriale. Costruirono ponti, mulini, una stamperia e il monastero di Maria Zviesda, un tempo il più grande monastero trappista al mondo, oggi, dopo il periodo comunista e la guerra degli anni 90, il più piccolo, con soli 3 monaci rimasti e una comunità cattolica in difficoltà nella parte della Bosnia a maggioranza serbo-ortodossa. Molti cattolici sono stati cacciati, hanno lasciato queste terre, se ne sono andati. C'è stata la stessa persecuzione che si era verificata dopo la Seconda Guerra Mondiale. Se ne sono dovuti andare per salvare la vita. Ora non ci sono più bambini, non ci sono più battesimi, solo funerali. La popolazione è sempre più anziana. Pretežuti je sve starija populacija. I monaci avevano avviato a Banja Luka attività economiche di successo, un birrificio, nazionalizzato nel periodo jugoslavo e divenuto centro di produzione della birra Nectar, e il caseificio, dove dal 1882 alla fine della Seconda Guerra Mondiale veniva prodotto il celebre formaggio trappista. Per cercare di migliorare la difficile situazione economica della regione, la Caritas di Banja Luka ha deciso di ridare vita a questa produzione, recuperando le vecchie ricette. Sono ricette non scritte, ma che si trasmettono da monaco a monaco all'interno del monastero della Trappe, che è il monastero centrale in Francia per i monaci trappisti. Quindi chi vuole produrre il formaggio trappista passa un paio di anni della propria vita in Francia a imparare la ricetta, a imparare a farlo, ritorna senza niente di scritto e lo produce localmente. Un monaco ha così riportato a Banja Luka la tradizione dalla Francia e la produzione di formaggio è ripresa. L'esperimento è funzionato anche grazie alla Caritas italiana, che sostiene le Caritas dei Balcani in interventi rivolti non solo all'assistenza umanitaria, ma alla creazione di posti di lavoro. Nel centro di produzione di Aleksandrovac, vicino al monastero, lavorano oggi 20 persone. Abbiamo un grande potenziale. Al momento produciamo in tutto 2 tonnellate di formaggio al mese. Lavoriamo circa 1000 litri di latte al giorno. Il formaggio trappista viene venduto in tutto il paese e acquistato da pellegrini e turisti in visita al monastero, insieme ai liquori preparati dai monaci. Il progetto funziona bene, anche se le capacità di produzione della fattoria sarebbero molto maggiori. Sarajevo ne da dozvolu
Il governo di Sarajevo non ci autorizza l'esportazione nell'Unione Europea, nonostante abbiamo presentato tutta la documentazione necessaria. Il problema in questo paese si chiama corruzione. Noi non vogliamo pagare ed entrare in questo sistema. Un altro problema è la scarsa tolleranza. Tutti sanno che dietro al nostro progetto c'è la Chiesa Cattolica. Noi qui siamo una minoranza e probabilmente a qualcuno al governo non andiamo bene. Nekima od ljudi koji su u vlasti ne odgovara da budemo ovdje. In un paese normale le carte arriverebbero nel giro di pochi giorni, ma la burocrazia bosniaca è più complicata. I monaci però non si danno per vinti, loro sono abituati a ragionare sui tempi lunghi. Caro mio, qui al monastero continuiamo come 150 anni fa. Da noi si prega e si lavora, secondo la regola di San Benedetto. Amiamo tutti, anche quelli che ci perseguitano. Per noi trappisti è così. Preghiamo per le genti dell'est, dell'ovest, del nord, del sud. Non ci interessa la nazionalità o la religione. Preghiamo per il fratello uomo. Za brata čovjeka.